Per fare l'artigiano bisogna continuamente mantenersi in forma e sperimentare quotidianamente. Io voto per Futura. Buongiorno a tutti, io ho scelto questo logo perché l'ho scelto? Perché comanda il bianco della nostra neve, la neve che quest'anno non siamo riusciti a utilizzare. La utilizzeremo sicuramente durante le nostre Olimpiadi, quelle di Milano, che è l'innovazione, e quelle di Cortina, che è la storia delle Olimpiadi, la storia delle nostre montagne. Ciao a tutti. Il lavoro artigiano e lo sport hanno in comune il lavoro di squadra, quindi il team e la squadra verso un obiettivo, e l'altro importantissimo è quello dell'impegno costante personale per raggiungere un obiettivo che ci si è posti. Ogni giorno ci si sveglia col desiderio di fare, che è quello che ci accomuna l'atleta, che deve fare un durissimo allenamento per arrivare al traguardo, al risultato. Non mollare mai, il mola mia, come si dice in bergamasco. Anche noi quindi portiamo la fiaccola delle Olimpiadi ogni giorno nel nostro lavoro con il nostro lavoro di artigiano. L'allenamento quotidiano nella creatività, nella realizzazione di nuovi prodotti e nelle sperimentare strade diverse. E noi abbiamo scelto questo logo perché ci rappresenta. Viva le Olimpiadi del 2026! Questa è la mia squadra e tutti i giorni, grazie a loro, affronto le mie Olimpiadi quotidiane. Anche noi artigiani, ogni giorno col nostro lavoro, portiamo la fiaccola delle Olimpiadi. Noi votiamo per Futura. Sì! Le Olimpiadi saranno una grande occasione, daranno luce al nostro territorio e alle imprese artigiane del Veneto. Io voto per Futura. Il Veneto da sempre fa proprio lo spirito sportivo e noi artigiani, che siamo molto concreti, sfrutteremo l'occasione. Anch'io con il mio lavoro ogni giorno porto la fiaccola delle Olimpiadi. Io voto per Futura. Troviamo una grande affinità tra il loro impegno costante, quotidiano, nell'affrontare le loro sfide e le loro performance nei nostri prodotti e nell'impegno che noi impieghiamo per le nostre calzature. Noi votiamo per Dado. C'è una grande affinità tra noi artigiani e il mondo dello sport. Ricerca della perfezione, il continuo allenamento, il sacrificio e il non accontentarsi mai. Io voto per Futura.